Bene, 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 oggi partenza intelligente dal Passo Maurea sulle nostre selle delle biciclette e almeno proviamo ad arrivare in bicicletta fino al ricovero Miaron. C'era una buca che è quella caserma militare che si trova prima dell'inizio della via normale al Monte Miaron. Ora mi concentro sulla bici. Per questa nuova avventura di bike and hike arriviamo fino alla caserma. Ci risparmiamo un pochino di livello anche perché abbiamo solo mezza giornata, però se uno vuole fare l'escursione giornaliera parcheggia al passo e si parte. No. Eccoci qua, arrivati al forte, incateniamo le bici, cominciamo la nostra salita a piedi, lassù c'è già il segnavia, passeremo un traverso e poi dentro un ghiaione che al momento non si vede ancora. Sullo sfondo tutta la valle del Cadore. Dalla caserma si parte lungo il sentiero, anzi caserma, qua c'è proprio scritto Forte Miaron. Si parte qua su traccia bollinata di rosso e si va su. Destra. Eccoci qua. 3:27 credo la Miaron e se si va diritti si incrocia il sentiero olivato e verso il bivacco Vaccari si va anche su di qua facendo il traverso sul sentiero. Jaron, cordon. Cavetto, grazie al CAI di Lorenzago che mette sempre a posto la frana continua. Ogni anno questa frana mette a dura prova un po' tutti. Noi stiamo alti, no? Si può scendere da qua oppure puoi scendere o da lì, sì. Meglio perché qua Sì. E dopo quella abbastanza fresca attraversiamo e giù da qua. si va. Qui a sinistra si va più scritto Cima Miaron, si va su per Mughi finché non si esce sulle ghiaie. Questo qua bello ripido, battiti a 300 bpm, si sale verticali. Allora, incredibilmente siamo già alla fine dei Mughi, iniziano un po' le rocce, ma adesso qua si va a destra perché c'è un bollino sbiadito sulla roccia e prendiamo il canale quello giusto. Io vedo la tana dell'orso. Ecco quella. Là. Oh mamma. C'è un buco. Arrivati qua alla fine troviamo intanto due speed nuovi, un bel ometto e una scritta qua un po' sbiadita con la scritta Cima. E ora inizia il ghiaione che saranno cosa? 150 metri di ghiaione? Quanto? 150 forse. Ne abbiamo fatti solo 10 2 metri. e siamo già morti. Però è segnalato un bollo rosso qua, Sì. bolli rossi. L'importante è quello, no? La roccia carnica è bella perché si sgretola. Questa si sgretola un po' troppo. La roccia marcica. Marcichissima. Qua bollo rosso, freccia, Sasso. sassi.
Dentro nel cuore del canale, lei di là, io mi sono messo di qua così non ci buttiamo niente in testa. Ambiente spettacolare, da stare molto attenti, comunque la roccia friabile. Dietro di me Polpez, a gattoni. Qui siamo arrivati al passaggio chiave, bisogna sormontare questo ammasso. Per fortuna a destra c'è un cavo un po' marcio ma che aiuta a tenersi. Qua ancora residui di neve e il canale che stiamo facendo è questo. Sì. Ecco lì che ti tieni, io ti do una mano, sulla destra qualche gradino. Sulla destra non si sta niente. Perfetto. Che cavolo non fa? Scende dopo questa roba. Cioè, il primo deve essere la valle. Quasi. Qui uno alla volta. Lassù c'è già la forcella e dopo a sinistra. Qui di nuovo ci mettiamo uno da una parte e uno dall'altra in modo Sempre meglio per la parte peggiore. di non buttarci la roba addosso. E dice che la parte peggiore a lei, invece lei era già lì e io mi sono solo spostato. Qui è sempre un ambiente stupendo e selvaggio. Potevi stare qua in mezzo dove c'è il segno. Arrampicata? No, non c'è arrampicata. Ma siamo stati bravi. Che bello! Qua stiamo per iniziare la cengia. Anzi, sì, è già questa. Ecco. Nel senso, proprio l'inizio. Dobbiamo girare tutto verso nord. Qui bisogna avere una buona tecnica del gatto. Un buon passo anche su sto terreno qua di ghiaia. Dove ci siamo fermati con Jack quella volta, che c'è il bollo, C'era questo? c'è questa croce qua. Qui si passa, si sta attenti, si continua, là c'è un altro spit e dopo là è finita, poi dopo si sale e la croce è lassù. Però in discesa. Continuiamo a trovare spit perché d'inverno per fare questa cengia ci si protegge e niente, qua troviamo ancora altri spit. Questo forse è l'ultimo qua. Voilà. Qui a sinistra ci si infila nel canalino dove poi si continuano le ultime roccette prima della cresta finale. Che la ghiaia, no, niente, 5 metri. Una volta spuntati là sull'anticima, si scende di qualche metro, si risale quest'ultimo pezzo, stai lì, bassa però, e dopo c'è la crocivetta. Dopo le roccette finali si fa l'ultimo pezzettino in cresta.
e si arriva alla croce. Eccola. Bravi, bravi, qua adesso più tranquillo, un po' più tranquillo, un po' più piatto e ci godiamo il panorama. Mamma mia, guarda, il mare di nuvole, invece qua stupendo. Dopo un mini giro col drone, ora facciamo 2 foto in croce su questa cima. Ci sono un po' di nuvole che vanno e vengono e dopo iniziamo la nostra discesa. Comunque brava, brava. Oh, c'è la campanellina! Grandi. Non fermiamo mai noi. Libro di vetta. Qua su. Questo presumo si alzi in qualche modo. È sigillato. No, dai, si alza. Iniziamo la discesa pian piano sulla cresta con un più di ghiaia. Bisogna stare molto molto attenti, come sempre, come lo dico sempre, scendere un po' alla volta e se c'è bisogno anche tenersi con le mani. Poi il pezzo alle prese con le ultime roccette prima di affrontare di nuovo la Cengia. Guarda che piedini però. La Cengia appena percorsa e ora siamo quasi qui giù alla forcella. Qui lei scende da là e la vedo il tratto col cavo, eccola, c'è un po' di tutto per i piedi, il cavo così un po' mollo, ok tenerlo, ma comunque ai lati c'è tutto per i piedi. Momento easy, si scende, nuova tecnica Vai, dello sci. vai, vai, spingi! Se non sai sciare il giarone non puoi scendere, non fa rima, ma Eccola! eccola là! Nuova tecnica. Tornati al segnavia, cima Miaron, di là si va al sentiero olivato col pezzo e ora direzione Bicycles. Ed eccoci qua di nuovo dalle biciclette, questa combo bike and hike oggi è andata benissimo, abbiamo fatto tutto in sola mezza giornata, però comunque si può fare tranquillamente a piedi, un po' noioso all'inizio. Eccoci qua le bici e ora giù. Curva davanti, Rossi, eccola. Occhio a destra, passo.
Eccoci qua, giù dal passo in un lampo. È enorme la bicicletta, lei piccolissima, su! Brava! Bravissima! Arrivati! Ciao! Oggi siamo qui al Passo Mauria. Siamo partiti da qui con le nostre e-bike. Siamo saliti fino al Forte Miron. Da lì abbiamo preso il sentiero e abbiamo risalito il Jaron e siamo andati in cima a Miron. Quindi poi siamo scesi e siamo ritornati al Passo Mauria per la birretta meritata. Quindi se il video l'avete trovato utile e vi è piaciuto, mettete un mi piace, iscrivetevi al nostro canale. Ho anche i capelli rosa, guarda che robetta. E ci vediamo alla prossima avventura marcia. Ciao! Tutto un ghiaione. Vabbè, ho ripartito tutto qua.